Il distretto turistico, a fianco della 39esima edizione del Festival Internazionale della Musica e della Masterclass, organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, dalla città di Portogruaro e dalla città metropolitana di Venezia, grazie al contributo di sponsor, delle amministrazioni del territorio e di tanti sostenitori. Questa edizione ha un significato importante e, così come anche viene evidenziato dalle stesse parole del presidente Giancarlo Pegoraro, che appunto richiama l'attenzione non solo sulla continuità, ma anche sul grado e sul livello di maturazione che questa manifestazione ha raggiunto, oltre alla notevole esperienza acquisita anche in termini di sperimentazione e di osservazione. Un'iniziativa che dice appunto anche il sindaco della città, è accolta dalla comunità con grande entusiasmo, un entusiasmo che quest'anno è ulteriormente alimentato dal fatto che la direzione artistica è stata affidata al maestro, il pianista Alessandro Taverna, un interprete di fama ormai internazionale, e che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica proprio frequentando la scuola della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Ma un valore aggiunto, e anche qui andiamo a citare le parole di Luigi Brugnaro in quanto partner, il fatto che questa manifestazione, questa edizione si rivolga in modo particolare, coinvolga gli under 40. Una manifestazione dal titolo emblematico voluto dal maestro Alessandro Taverna, Overture. Overture è un termine tecnico attinto dalla lirica, significa quel momento ideale di passaggio, di apertura dall'io al mondo, quindi dall'interno all'esterno, ed è un titolo emblematico che racchiude tutte le sensazioni e anche il vissuto di questi mesi legati alla pandemia, ai lunghi periodi di chiusura che tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentare, se così si può dire, in prima persona. E quindi un'apertura in tutti i sensi che guarda i giovani, che guarda ad un'idea della musica esplorata quasi a 360 gradi, e quindi l'invito è quello di seguire anche il distretto turistico nella promozione appunto di tutta la programmazione del festival, che ricordiamo verrà inaugurato e partirà alla volta del 26 di agosto e terminerà il 9 di settembre.